ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi vi ho portato tantissimi reperti di una stagione che è stata la stagione della lanterna, l'anno della lanterna, l'anno in cui Genova è diventata la capitale del calcio italiano. E adesso andiamo a vedere anche il perché. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, tanto è sempre gratis, quindi se state guardando questo video senza essere iscritti, iscrivetevi, lasciate like, commenti e supportate il canale come potete. Dunque, Genova, il 1991 è stato l'anno in cui Genova, come abbiamo detto, è diventata la capitale del calcio italiano. È stato l'unico anno in cui Genoa e Sampdoria insieme hanno raggiunto le posizioni di alta classifica. La Sampdoria è diventata campione d'Italia, il Genoa è arrivato quarto e per la prima volta nella sua storia ha disputato le coppe europee. Il Genoa, come sappiamo, ha vinto 9 scudetti nella sua storia, ma li ha vinti agli albori del calcio, quando le coppe non erano state ancora inventate, le coppe europee, quindi non aveva mai giocato in Europa. Sono scudetti che i tifosi ovviamente rivendicano, ma che nessuno ha mai potuto vedere o raccontare, quantomeno adesso. Nel 1990 a Genova, sponda rossoblù, arriva Osvaldo Bagnoli, che ha chiuso il suo ciclo al Verona con lo scudetto, con la partecipazione alle coppe europee e con la retrocessione della stagione 89-90. Dall'altra parte, sponda sampdoriana, c'è il gruppo storico, c'è Boskov come allenatore e ci sono Vialli, Mancini, Pagliuca, Serezzo, Vierkovod. Ci sono i grandi della Sampdoria, che ha vinto Coppa Italia, tante Coppe Italia, Coppa delle Coppe, però sono rimasti tutti uniti per conquistare quell'unico traguardo che ancora manca e che non ha ancora saziato i blucerchiati. Nonostante tante vittorie in campo nazionale e internazionale, la Sampdoria sente che quel gruppo può vincere anche lo scudetto, e c'è il famoso patto alla fine degli anni '80 che stipulano proprio i senatori dello spogliatoio: nessuno di noi andrà via dalla Sampdoria senza prima aver vinto lo scudetto. Vialli è stato corteggiato tanto dal Milan, Mancini dalla Juventus, ma hanno sempre detto no, per la volontà di rimanere alla Sampdoria e provare a vincere lo scudetto. E sembra davvero essere l'anno giusto, questo 90-91, per la Sampdoria, perché la squadra sembra matura, i giocatori sembrano pronti e si può arrivare a quel qualcosa in più che è sempre mancato negli anni precedenti. Il campionato inizia abbastanza bene per entrambe. Si capisce subito che il Genoa può ottenere una salvezza molto molto tranquilla e giocarsi qualche posizione in più rispetto al centro classifica, e si capisce altrettanto presto che la Sampdoria può competere per il vertice della classifica, può giocarsi lo scudetto con le milanesi, con la Juventus, non con il Napoli che è partito malissimo. Insomma, si capisce che questa volta la Sampdoria può davvero starci nel gruppone fino alla fine. Sorprende all'inizio di più il Genoa, che ottiene risultati anche eclatanti, il 3-0 contro la Roma. Il Genoa farà soffrire tantissime grandi, pareggerà in casa contro il Milan, vincerà 3-0 contro l'Inter a fine campionato. Le squadre insomma stazionano nell'alta classifica fin da subito. La Sampdoria senza sconfitte e senza Gianluca Vialli, che perde la prima parte di stagione per un infortunio, rientrerà intorno ad ottobre, novembre, e diventerà poi anche il capocannoniere del campionato con 19 gol. Il 25 di novembre si gioca il derby d'andata e io qui vi ho portato la copertina del Guerin Sportivo. Il primo KO, eccolo qui, primo KO alla Samp lo infligge proprio il Genoa nel derby, un derby leggendario per il Genoa. Eccolo qui c'è il Genoa che esulta, qui c'è il tabellino: Sampdoria 1, Genoa 2, Genoa in vantaggio con Eranio, pareggio di Vialli su calcio di rigore e gol partita di Branco su calcio di punizione. Branco è uno dei nuovi acquisti del Genoa dell'estate. Il Genoa ha 3 nuovi stranieri, uno è Branco, tanto qui guardate ancora, ecco qua l'esultanza del Genoa. Il Genoa ha 3 stranieri ottimi: Branco, che è un terzino, tira delle punizioni al fulmicotone con l'esterno del piede, e poi
il cecoslovacco Tomas Skuravi, che ha ben figurato anche a Italia 90 con la sua nazionale, e l'attaccante e centravanti uruguaiano Pato Aguilera, Carlos Aguilera, che segna tantissimo e poi esulta ballando una sorta di quasi di samba sudamericana, un po' come Careca del Napoli. Il successo nel derby ovviamente galvanizza il Genoa, la Sampdoria comunque si riprende, anche se alla fine del girone d'andata, la penultima giornata del girone d'andata, perde a Lecce 1-0, gol di Pasculli, e le facce dei giocatori della Sampdoria quando escono dal campo sono molto deluse, molto affrante. Sembra che, come al solito, la Sampdoria si stia sciogliendo sul più bello, quando aveva il campionato quasi in pugno, comunque in testa alla classifica, non riesce a tenere il ritmo delle altre. L'Inter diventa campione d'inverno. Nel girone di ritorno però i blucerchiati non sbaglieranno un colpo. La Sampdoria vincerà all'inizio del girone di ritorno con la Juventus 1-0, vincerà gli scontri diretti, quindi farà sue le partite decisive. Aveva già vinto contro l'Inter alla fine del girone d'andata 3-1, vincerà contro il Milan 2-0 a marzo, ed ecco l'altra copertina, vedete, magica lanterna, perché si capisce che l'anno per Genova è spettacolare sia per il Genoa che per la Sampdoria. Ecco qui tabellino di Sampdoria-Milan 2-0. Qui si capisce davvero che la Sampdoria può giocarsi il titolo. E qui nella stessa giornata Bologna-Genoa 0-3 con tripletta di Aguilera, e questo è il ballo, l'esultanza di Aguilera che io vi dicevo all'inizio. Eccola qua. Si arriva verso la fine del campionato, c'è lo scontro diretto decisivo Inter-Sampdoria il 5 maggio del 1991. Io riprendo il solito librone qui con tutti i film del campionato, che come vi dico sempre è molto pesante, quindi faccio fatica pure a farvi vedere tutto. La Sampdoria vince 2-0 a San Siro, gol di Dossena e di Gianluca Vialli. Il Corriere Sportivo gli dedica addirittura 3 pagine di approfondimento. Ecco qua la seconda, con i gol. Vengono pure espulsi Bergomi e Mancini per reciproche scorrettezze. Questa è la terza pagina. E arriva, e poi Pagliuca para un calcio di rigore a Lothar Matthäus, una bomba sul rigore di Matthäus che Pagliuca riesce a deviare. E quello è il successo praticamente decisivo per la Sampdoria, che la giornata successiva, mentre il Genoa batte l'Inter 3-0, facendo tra l'altro anche un favore ai cugini blucerchiati, la Sampdoria si accontenta di pareggiare 1-1 in casa del Torino e prepara la grande festa che arriva alla penultima giornata, la matematica vittoria dello scudetto. Sampdoria-Lecce 3-0, una partita che sicuramente conoscerete tutti, anche chi non ha vissuto quegli anni, perché è una partita storica. Eccola qui, che va a decretare l'aritmetica vittoria della Sampdoria dello scudetto. La Sampdoria ce l'ha fatta, quel gruppo è riuscito nell'intento che aveva da qualche anno di vincere lo scudetto. Vialli si laurea anche capocannoniere del campionato con 19 gol. Manca per la Genova del calcio un ultimo tassello, ovvero la qualificazione del Genoa alla Coppa UEFA. All'ultima giornata c'è Genoa-Juventus. Il Genoa ha vinto all'ultima giornata del girone d'andata 1-0 al Delle Alpi di Torino con la Juventus, gol di Skuravi. Deve battere i bianconeri ed estrometterli peraltro dalle coppe europee. Sarebbe la prima volta dopo 28 anni che la Juve non si qualifica alle coppe europee. Sarà proprio così, perché il Genoa vincerà 2-0 contro la Juventus, reti di Branco e di Skuravi. Eccolo qui, Genoa-Juve 2-0. Guardate l'esultanza di Osvaldo Bagnoli, e c'è credo anche l'altra pagina, no, ce n'è una sola, vabbè. Eccola qui, Genoa-Juve 2-0. Alla fine del campionato la Sampdoria è prima, campione d'Italia, il Genoa è quarto, qualificato in Coppa UEFA. Vialli capocannoniere con 19 gol, ma non se la cavano male neanche gli attaccanti del Genoa, perché sia Aguilera che Skuravi vanno in gol 15 volte ciascuno. Pensate, una coppia gol da 30 reti totali in un campionato a 18 squadre, in un calcio che probabilmente proponeva anche un po' meno spettacolo rispetto ad oggi, si segnava un pochino meno. Il 91 è dunque l'anno davvero della lanterna. Genova per la prima volta si ritrova ad avere 2 squadre in Europa. Nella stagione successiva, tra l'altro,
il cammino in Europa sarà ottimo per entrambe, poi magari ci faremo un approfondimento con l'andamento di Genoa e Sampdoria nelle coppe. La Sampdoria arriva alla finale di Wembley col Barcellona, persa 1-0, gol di Koeman alla fine dei tempi supplementari, con Vialli che si mangiò una marea di gol fatti, credo come mai gli fosse capitato nella carriera. E il Genoa si ferma un gradino prima, si ferma alla semifinale di Coppa UEFA contro l'Ajax. Con un po' più di malizia Genoa avrebbe potuto raggiungere il Torino in finale di Coppa UEFA. Pensate che la finale di Coppa UEFA del 91-92 sarebbe potuta essere Genoa-Torino, fu invece Ajax-Torino, una finale disgraziata per i Granata. Anche lì ci vorrebbe un approfondimento speciale. Era già il 1992, evidentemente la l'aurea di luce su Genova si è spenta nel 1991. Quel 1991 resta e resterà per sempre l'anno della lanterna. Sampdoria prima, Genoa quarto, e forse in quell'anno nessuna delle due tifoserie ha avuto modo di sfottere l'altra e di rammaricarsi per le gioie e i successi dell'altro, perché ognuno era impegnato a godere e a festeggiare delle vittorie della propria squadra. È stato un anno forse irripetibile per Genova. Staremo a vedere quello che succederà. Quell'anno è stato davvero magico per Genova. Chissà, magari intervistare qualche tifoso un po' datato di Genoa e Sampdoria e chiedergli quanto gli abbia dato fastidio a un tifoso quanto abbia dato fastidio a un tifoso della Sampdoria il quarto posto del Genoa, quanto abbia dato fastidio a un tifoso del Genoa lo scudetto della Sampdoria. Forse niente, perché ognuno era davvero impegnato con la sua magica squadra. Quell'anno Genoa e Sampdoria sono state davvero magiche. Un anno fantastico per il capoluogo ligure. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, il Popolo del Calcio è il blog, andateci e vedete.